Bene, buongiorno a tutti. Il mio intervento, come vedremo tra un attimo nel sommario, sarà in parte focalizzato a spiegare esattamente che cos'è il progetto, ma in parte a richiamare alcune questioni di fondo che stanno alla base del progetto stesso. Partendo proprio da quello che è, diciamo così, da quello che è l'obiettivo, no? Da quello che è la finalità di questo progetto, nel senso che l'università in questo caso vuole essere parte attiva nei confronti del territorio friulano e in particolare ragionare attorno a un nuovo modello di sviluppo, a un modello di sviluppo del Friuli, facendo proprio quello che era stato lo spirito della ricostruzione dopo gli eventi sismici del 1976 e con una sorta anche di restituzione, e vedremo il perché di questa idea di restituzione, in termini proprio di riconoscenza nei confronti del Friuli stesso. Quindi facendo proprio quelle che erano le finalità di fondo della legge istitutiva dell'Università del Friuli. Come nasce questa idea? Da chi nasce quando viene inizialmente proposta? Beh, innanzitutto, essendo ancora piccola, l'idea che deve ancora crescere, è stata fatta propria dal delegato che è questo rappresentato in questo carrozzino anni 50, che quindi deve crescere man mano, ma l'idea fondamentalmente nasce dal rettore e dal direttore amministrativo, che condividono con un gruppo di docenti l'idea che viene presentata per la prima volta l'anno scorso durante l'inaugurazione accademica. Quello è lo start-up, l'inizio dello sviluppo di Cantiere Friuli. Viene costituito un gruppo di lavoro che, oltre ai 3 qui raffigurati, raccoglie, diciamo così, per aree tematiche quelli che erano i docenti di riferimento che in questi anni avevano lavorato all'interno dell'università, e il rappresentante, il dottor Mario Pezzetta, rappresentante dell'ANCI, cioè dei comuni, e quindi come riferimento del territorio. Quello di cui vi parlerò quindi sono un po' gli antefatti e le radici di questo progetto, il legame tra Università di Udine e Terremoto, una sorta di ripasso, perché molti di voi alcune cose le sanno, ma forse è giusto ricontestualizzarle, gli obiettivi, la struttura di Cantiere Friuli, lo stato dell'arte delle officine e alcune riflessioni conclusive. Allora, dove stanno gli antefatti di questo progetto? E ho messo anche la parola radici perché è formalmente, strettamente legata a quella che è, quelli di relazioni pubbliche dicono la mission, no? Quella che è la missione, quella che è gli elementi costitutivi della nostra università. Io ho trovato 4 grandi riferimenti. Il primo riferimento è sicuramente lo statuto. Come tutti sappiamo, lo statuto dell'università a memoria, come la Costituzione italiana, e mi piace richiamarlo in questo momento. Questo è il nuovo statuto, è la formulazione del nuovo statuto, e questa formulazione riprende quasi pari pari quella che era l'articolo 1 del precedente statuto, in cui si fa riferimento alla legge 8 agosto del 77, che vedremo tra un attimo, è la legge che formalizza tutti i provvedimenti che erano stati presi durante l'estate, l'autunno e l'estate del 76 e l'autunno del 77 per la ricostruzione del Friuli. E lo nostro statuto dice che l'università naturalmente promuove lo sviluppo, eccetera, eccetera, contribuendo con ciò
allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli. E questa è già una base motivazionale molto forte del progetto, se addirittura trova le sue fondamenta in quello che è l'articolo 1 dello Statuto. Vediamo che cosa dice la legge sulla ricostruzione. La legge sulla ricostruzione è questa è quella che fa riferimento al primo periodo ed è quella che poi istituzionalizza tutto il processo che vede come protagonista prima la Regione. E vedete che all'articolo primo della legge, che si chiama per la ricostruzione delle zone colpite del Friuli e del Friuli Venezia Giulia e del Veneto colpite dal terremoto del 1976, richiama ancora lo sviluppo economico e sociale e naturalmente di riassetto del territorio, e l'altro elemento di riferimento dice la ricostruzione, e questo è un fatto estremamente innovativo nel modello di gestione dei processi di ricostruzione dopo gli eventi sismici in Italia. La ricostruzione del Friuli, come vedremo tra un attimo, diventa modello, ma è cesura tra modelli precedenti, e io dico cesura anche tra modelli successivi. Allora, ricostruzione economico-sociale e salvaguardia del patrimonio etnico-culturali delle popolazioni del Friuli. Legge fondamentale questa. All'articolo 26, credo che all'inaugurazione di quest'anno verranno riprese alcune di queste tematiche, perché con la presenza di Mattarella anticipiamo un po' quelli che sono i 40 anni della nostra università. L'articolo 26 dice espressamente: istituita a decorrere dell'anno accademico l'Università Statale di Udine, e l'Università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire, fatto che viene ripreso nell'articolo 1 dello Statuto, vedete c'è un collegamento quasi diretto, progresso civile e sociale alla rinascita economica del Friuli, oltre al rinnovamento degli aspetti culturali. Quindi abbiamo già due capisaldi che danno vigore a questa idea progettuale. Il terzo elemento è il piano strategico, Hic sunt futura, piano strategico 2015-2019, che guida quello che è, quella che è l'azione in questo periodo dell'Ateneo. E anche se non c'era ancora previsto un qualcosa che prende forma nel progetto di cantiere Friuli, però ci sono alcune indicazioni che continuano a dare sostanza agli elementi di base che ho sottolineato prima. Allora, voi anche come lo statuto, anche le 80 slide del progetto strategico, del piano strategico, le sapete a memoria, per cui vi dico la slide 24, no? Naturalmente, è diviso per sezioni. Una prima sezione si chiama l'università che vogliamo e dice centralità dell'Ateneo nel territorio come agenzia di sviluppo ed esempio di buone pratiche. E credo che proprio questa frase, questo enunciato, metta in luce proprio tre elementi caratterizzanti del cantiere Friuli. Il rapporto col territorio, quindi con la realtà in cui l'Università di Udine è profondamente inserita, e poi questi due termini, una agenzia di sviluppo, quindi l'università che non è solo agenzia formativa, che non è solo agenzia che sviluppa ricerca, ma si pone come elemento caratterizzante lo sviluppo che può essere declinato poi a seconda
dei modelli, ma sicuramente dietro questo termine ormai si fanno proprio tutto il patrimonio e l'elaborato culturale e teorico di che cosa si intende per sviluppo, perché poteva essere sviluppo locale, sviluppo sostenibile, cioè tutti quei processi che vanno nella direzione di uno sviluppo equilibrato ed armonico di un territorio. L'altro elemento, e qui ho apprezzato molto la traduzione italiana, si parla di buone pratiche. Buone pratiche è un altro di quei termini molto in uso, no? Le best practice, se uno non lo dice 32 volte, no? non rientra nei canoni, ma un esempio di buone pratiche. Quindi l'università si pone come agenzia di sviluppo e dentro l'agenzia di sviluppo propone delle buone pratiche che possono essere delle pratiche interne, operative, dei modelli interni, ma possono essere anche buone pratiche di azioni di sviluppo per il territorio di riferimento. Più avanti c'è un'altra sezione del piano strategico 15-19 che si chiama visione, e nella visione c'è ancora un richiamo e si dice: mantenere la specificità unica in una università sorta per volontà popolare, fortemente radicata nel territorio e dopo essere esempio, eccetera, eccetera. Ecco, si richiama ancora una volta il rapporto speciale, tra virgolette, tra l'università e la popolazione, il territorio di riferimento, introducendo, e forse questa può essere solo una piccola critica al piano strategico, dove articola in maniera molto puntuale quello che è l'attività didattica e ciò che si deve fare nell'ambito dell'attività didattica, quella che è l'attività di ricerca e ciò che si deve fare nell'attività di ricerca, mentre resta un po' sfumata, se non tra le righe, quella che viene chiamata terza missione. La terza missione dell'Ateneo, che tra l'altro recentemente è diventato uno degli elementi di valutazione da parte dell'ANVUR di quello che è la qualità di produzione, di lavoro, eccetera, di un Ateneo. Io sono stato, quando ero in senato accademico, a un corso di aggiornamento alla CRUI dedicato alla terza missione e ho veramente toccato con mano che si è molto avanti sull'idea di terza missione, con tutta la complessità che la terza missione pone, che questo tema della terza missione pone, a volte semplificando in maniera molto così generica quello che è il trasferimento tecnologico al territorio. Quindi la terza missione è ciò che riguarda solo il mondo in qualche maniera delle scienze applicate, oppure terza missione intesa solo come rapporto di comunicazione, come diciamo così agenzia culturale. Invece la terza missione diciamo così ha un fondamento che io ho cercato di riassumere un po' in questa definizione, per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impegno della conoscenza e per contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale della società. Un documento molto interessante sulla terza missione, messo a punto all'interno dell'Unione Europea del programma Lifelong Learning, ma da un gruppo di università, è questo Green Paper, che si occupa di definire i compiti della terza missione e di individuare quali possono essere i potenziali indicatori. È un suggerimento, così se qualcuno è appassionato a questo tema, perché Cantiere Friuli credo possa trovare una cornice molto appropriata, ma anche molto valoriale all'interno di questo.
l'attività di terza missione è un componente vitale, importante del ruolo delle università. Quindi vedete che il progetto, letto così, inserito così, trova un suo organico inserimento in quello che è la politica, l'azione dell'Ateneo. Tutto nasce, abbiamo letto, da alcune parole chiave, no? L'università che nasce dal terremoto, ricostruire, ricostruzione, che è stato il periodo, lo ricordavo prima, la grande stagione di rinascita di un modello di sviluppo del territorio friulano. Vi ruberò un quarto d'ora, ma ritengo opportuno richiamare alcuni di quegli elementi, anche perché l'anno scorso sono stati ricordati i 40 anni di quell'evento, si sono fatte molte cerimonie, si è prodotto molto in termini di emozione, no? Oggi, e di esperienza. Forse è giunto e ha la possibilità anche dopo 40 anni di fare una riflessione di quello che è stata l'esperienza della ricostruzione, di come l'università, che è figlia, come abbiamo visto, di quell'evento e della legge della ricostruzione, abbia contribuito anche a portare conoscenza all'interno di quello che è tutto il mondo scientifico e tecnologico legato alla sismicità, alla prevenzione, eccetera, eccetera, ma anche una riflessione più generale, dalla quale poi siamo partiti, quei tre personaggi, più Pezzetta, più il gruppo di lavoro, a ragionare quali erano i punti di debolezza alla fine di un percorso che era stato un percorso virtuoso, che era stato un percorso, una stagione ricca di difficoltà ma anche di entusiasmo, una ragione in cui un periodo in cui Ixum Futura si concretizzava in qualche maniera, cioè l'idea che si ricostruiva non solo le chiese, non solo il look, non solo gli elementi fisici, ma era una ricostruzione complessiva di un territorio in cui l'università naturalmente occupava un elemento centrale. Allora, 6 maggio 76, 11 e 15 settembre dello stesso anno, alcuni semplici dati, perché a volte no, non si ricorda più la dimensione dell'evento. 1000 morti, 3000 feriti, 100.000 senza tetto, 30.000 abitazioni distrutte, 157.000 danneggiate, 4.000, 5.000 miliardi di danni di lire di allora, e soprattutto l'estensione territoriale, no? 137 comuni, li vedete in verde, in blu e in fucsia, coinvolti in questa cosa. La situazione era questa. Importante in questa storia sono state le fasi che ha contraddistinto quello che viene chiamato modello Friuli. Modello che è stato ripreso recentemente in maniera più negli slogan che nella realtà, anche dopo gli eventi sismici dell'Italia centrale, no? Per noi che ci eravamo occupati, che avevamo una storia, che l'università aveva elaborato un pensiero complessivo, sentire riproporre frasi come dov'era e com'era e ricostruiamo subito, erano frasi che avevano un senso estremamente relativo. Per chi si occupa di queste cose, la letteratura dice che non prima di 10 anni non si può parlare di ricostruzione che abbia una sua dimensione di completezza. 20 anni sono i termini per cui una ricostruzione viene considerata al 90% completata,
E noi in Friuli, dopo 40 anni, siamo ancora con alcune situazioni che devono essere completate. Ad esempio il castello di Colloredo di Montalbano, il castello di Gemona e altre situazioni estremamente particolari. Perché mi fermo un attimo? Perché la storia dell'Università di Udine è strettamente, voi lo sapete, connessa anche a queste fasi. C'è l'emergenza, nel maggio si dice dalle tende alle case, si tenta di ricostruire, a settembre viene un nuovo terremoto, arriva Zamberletti, l'esodo e poi il processo di ricostruzione, che è quello che interessa più profondamente e che si chiama modello, viene indicato come modello Friuli, in cui è inserita dentro, nella legge abbiamo visto questa visione. Siamo negli anni 70, non c'erano ancora i politici creativi, i politici visionari, eccetera. No? Immaginare che quella classe politica, che era espressione ancora di una struttura centralista molto forte, immaginasse una situazione così rivoluzionaria, addirittura di inserire un'università come elemento centrale di una legge di ricostruzione, era una cosa assolutamente rivoluzionaria. Rivoluzionaria anche in altre cose che caratterizzano il modello Friuli e che sono stato l'elemento vincente della faccenda. Allora, innanzitutto, già ricordato, ricostruzione occasione di sviluppo. Secondo elemento, anche questo, che cambiava radicalmente la concezione dello Stato, il decentramento dei poteri dello Stato alle regioni e della regione ai sindaci. I sindaci diventano di fatti funzionari governativi e tutto il meccanismo di ricostruzione funziona molto bene. Alcune scelte controcorrente, prima le fabbriche, le scuole, poi le case e infine le chiese. No? Quindi una scala valoriale assolutamente in controtendenza. E lo spirito delle officine del cantiere vanno un po' ad affrontare alcuni temi in controtendenza. Beh, poi io l'ho messo in rosso perché sul dovere e com'era, se più avanti saremo interessati ad approfondire in altra situazione di aggiornamento, sarebbe molto interessante capire come ha funzionato e qual è il risultato oggi del, tra virgolette, territorio, del paesaggio in cui siamo inseriti. Ricostruire tutto, naturalmente, come è stato detto, l'importanza delle infrastrutture, delle scuole, l'università, le scuole, il raddoppio della Pontebana, il completamento dell'autostrada, quindi tutte le infrastrutture. E anche qui poi non possiamo fermarci, però sarebbe interessante fare una riflessione su queste cose, su alcuni stereotipi che hanno interessato la ricostruzione, tra cui questa idea del Fasin di Bessoi, che non era vero, perché se non c'era l'aiuto dello Stato, l'aiuto internazionale, la ricostruzione non avrebbe avuto gli esiti che ha avuto, e l'idea dell'identità, in cui avete visto richiamata sia nell'articolo 1 dello Statuto, ma anche nella legge di ricostruzione. Beh, gli studi che l'università ha messo a punto, eccetera, ha messo in luce alcuni punti di debolezza. Si è ricostruito troppo, è saltato completamente il mondo rurale, il dovere, come era ho già detto, molto discutibile, a volte la qualità progettuale non avevamo tanti lavarra che potevano venire a produrre. Il Fasin di Bessoi non è una verità, il risultato è che siamo diventati, in fin dei conti, un modello abbastanza omologato di quello che sono le periferie del nord-est, della pianura, eccetera. Ma entriamo un po' più nel dettaglio nel rapporto dell'università. Una chiave di lettura da cui il cantiere Friuli ha tratto ispirazione è l'idea del coinvolgimento, in qualche maniera dal basso, dei protagonisti di questo territorio. La popolazione in primis, gli studenti, gli interlocutori
privilegiati, quelli che si chiamano testimoni qualificati, i portatori di interesse, le istituzioni. Obiettivo finale di Cantiere Friuli è costruire un progetto di sviluppo da mettere a disposizione su alcune tematiche, da mettere a disposizione di quelli che sono i decisori o i policy makers, chi insomma si occupa poi del futuro, si occuperà del futuro di questa regione, con una visione che riprende in qualche maniera quella che era stata l'esperienza durante il terremoto, cioè una visione che è stata poco indagata, ci sono pochi libri su questo. Vi consiglio uno di Igor Londero, dottore di ricerca dell'Università di Trieste in storia di Gemona, che ha scritto uno splendido libro che si chiama Non per l'anarchia ma per la sopravvivenza, dove narra in maniera estremamente documentata quella che è stata l'esperienza dei movimenti di base. Movimenti di base in cui ha un ruolo importante Tarcisio Petracco per la raccolta delle firme dell'università. Beh, mi piacerebbe approfondire un po', perché un po' ho studiato queste cose, non c'è molto tempo, però chi è un po' più vecchio, insomma, diciamo così, di chi ha qualche anno in più dei 40 si ricorda quella importante stagione, no? I comitati delle tende, non c'era WhatsApp, non c'erano i telefonini, la comunicazione avveniva ancora col ciclostile, eccetera, eccetera, no? Il comitato delle tendopoli, il comitato di coordinamento, il modello anche qui di recupero. Noi abbiamo un'officina che si occupa di recuperare e rigenerare il territorio, un'idea estremamente innovativa di ricostruire nelle zone dell'esodo il modello in qualche maniera amministrativo dei paesi che erano terremotati. E poi il comitato di coordinamento, la vita era nelle tende, col motocarro, bellissimo, una foto eccezionale, vicino ai paesi, no? Il discorso di vicinanza. Sì, non c'entra molto, ma volevo farvi vedere. Quella in basso è una baracca del terremoto di Messina del 1908 che c'è ancora. Il Belice, Irpinia e l'Aquila. E il modello friulano era un modello che teneva molto conto di altre cose. Chi sono gli attori? Gli attori sono la popolazione, la Chiesa con Monsignor Battisti, che gioca un ruolo fondamentale in tutto il discorso che stiamo facendo, i sindaci, ne abbiamo parlato, i volontari e il movimento per l'Università di Udine. Beh, anche sui volontari sarebbe molto interessante aprire un discorso, racconto solo un piccolo episodio così rallentiamo un attimo la tensione. Quella volta esisteva ancora, i volontari si sono divisi in 3 grandi categorie o 4, gli scout, comunione e liberazione, quelli di sinistra, no, diciamo così, e gli alpini e le forme istituzionali. Tra quelli di sinistra, quella volta io facevo l'università a Padova, quindi lì era obbligatorio essere di sinistra, se no non si era accettati, facevo parte di Lotta Continua, e Lotta Continua organizza l'aiuto per i volontari per le zone terremotate e, facendo riferimento alla storia del marxismo-leninismo, organizza le Brigate del Fieno per andare a Ravascletto ad aiutare i montanari a tagliare il fieno. Beh, siamo arrivati naturalmente, siamo andati sul Rival, no? Per naturalmente da veri intellettuali organici, a monte con la falce a valle. Beh, dopo 10 minuti la brigata si è sciolta, rincorsa dai paesani. Bon, movimento dell'Università di Udine, no? Battisti che si fa proprio di questo, e raccolta
raccolta delle firme tra le tende, no? Tra le tende dove c'erano le scuole, eccetera, eccetera, per il movimento per l'Università di Udine. In questo contesto un ruolo importante sono le 125.000 firme per l'università che vengono raccolte in maniera formidabile durante proprio i giorni di maggio, perché c'era tutto un legame istitutivo che bisognava seguire. I friulani per la prima volta in vita loro, il 16 luglio 76, vanno a Trieste, una manifestazione incredibile, prendono la corriera, la macchina, la mucca, vanno giù e si arrabbiano, e poi la grande manifestazione del 4 agosto 76 dove Monsignore, il Vescovo Battisti, fa il gran rifiuto, no? Quando Andreotti gli dice beh, vieni a discutere con me dentro la caserma, e Battisti dice no, io o viene dentro anche la popolazione o io resto con la popolazione. E questa è un'immagine della manifestazione di Trieste con questo significativo cartello sotto il Consiglio regionale, e questa è un'immagine delle zone terremotate con scritto qui si ricevono le firme per l'Università di Udine. Chiudo questa parte citando Petracco nel suo libro di memorie, dice: il 25 maggio del 76 ero a Casiacco, un giovane mi vedeva fotografare dalla piazza Le Fenditure aperta nella montagna di Vito d'Asio, dietro la chiesa semidistrutta e le case abbattute. E il ragazzo dice: non è lei che lo aveva riconosciuto, perché non continuate la raccolta delle firme? Pensate, e Petracco dice, pensate a questo voi fra tanta devastazione? E il ragazzo risponde: ma l'università per noi è una cosa importante. Ecco, forse in questa frase si riassume il significato più profondo di Cantiere Friuli, cioè l'importanza dell'università che trae origine da quell'esperienza e che dopo 40 anni è in grado di elaborare un nuovo progetto, dare alcune idee, alcune linee guida per la rinascita, tra virgolette, di un nuovo Friuli. Adesso entriamo nel focus di Cantiere Friuli: obiettivi, struttura, le officine. Ora, questi sono un po' i protagonisti che in questo momento lavorano dentro e attorno a Cantiere Friuli, e Cantiere Friuli si configura come essere un laboratorio di esperienze di eccellenza che in qualche maniera sente il bisogno di elaborare su alcune tematiche specifiche, insieme a quelli che sono l'eccellenza espressione del territorio, delle linee, tra virgolette, guida, dei modelli da mettere a disposizione dei politici. Quindi le parole chiave sono progettualità, sono visione, sono vitalità. Di fronte a che cosa? Di fronte ad un'analisi che l'università ha condotto in questi anni, che è figlia del lavoro dell'università in cui tutti noi siamo inseriti, che mette in luce alcune situazioni da cui partire, soprattutto un'analisi di una situazione di crisi di questo territorio, crisi che è esplosa in maniera evidente nell'ultimo periodo, con quella che è stata la crisi complessiva a livello economico, ma una crisi che forse qui ha assunto alcuni aspetti particolari perché ha messo in crisi anche quello che era un modello sociale, diciamo così, una struttura sociale che si era andata formando e realizzando proprio nel percorso della ricostruzione. Questa analisi della crisi imponeva in qualche maniera all'università
di dare risposte. Quindi da un lato gli elementi della crisi, diciamo così, economica, dall'altro gli elementi di una crisi istituzionale, il tema della specialità. Credo che sia significativo la debolezza in questo momento delle regioni a statuto speciale. Solo alcuni anni fa sarebbe stato impensabile che domenica la regione Veneto e la regione Lombardia vadano a un referendum per parlare di specialità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le regioni a statuto speciale, le 5 regioni, oggi si direbbe non hanno fatto rete, non hanno fatto massa critica, non hanno avuto chiarezza di quelli che erano gli obiettivi di una specialità nei confronti del governo centrale, quando abbiamo visto che l'elemento di forza, che uno dei punti di forza della ricostruzione è stata proprio la specialità, perché non abbiamo parlato poi dell'efficacia, della valenza delle leggi regionali che a cascata sono uscite dalla legge dell'agosto del 77, in cui un articolo dice espressamente lo Stato delega alla regione l'attuazione di quelle che sono le politiche di ricostruzione. Quindi un altro tema forte, c'è un'officina che è interamente dedicata al tema dell'autonomia e della specialità, e poi un tema di carattere più generale, geografico, sociale, territoriale, in cui si va a leggere e si legge quella che è la debolezza del tessuto territoriale, e da cui nascono 2 officine, che è quella dedicata alla demografia e che è quella dedicata diciamo così, al welfare, o meglio al benessere, alla salute e ai servizi sanitari di base. Noi siamo in questo momento, la nostra regione è una regione che si svuota di popolazione. Quando parleremo un attimo dell'officina della demografia, questo è un elemento di base, no? Le friulane, ma colpa anche dei friulani, non fanno figli, no? Siamo insieme alla Liguria la regione col più basso tasso di natalità, e per la prima volta stiamo diminuendo in popolazione assoluta, considerando anche l'arrivo degli immigrati. Si svuotano i paesi di montagna, si svuotano i paesi della pedemontana, e su tutto questo si è inserito una riorganizzazione del territorio, Officina dell'Autonomia si occupa anche di questo, molto discutibile. Alcuni punti di riferimento, adesso io non entro nella valutazione politica, ma vedo i risultati: lo smantellamento di enti intermedi, che potevano essere le comunità montane, che potevano essere gli aster generati dalla giunta Illa e cancellati dalla giunta Tondo, che in qualche maniera potevano essere anche le province, pur nella loro complessità, sono state sostituite da queste famose 18 UTI, unità territoriali intercomunali, che, se andate a vedere la geografia, il disegno geografico di queste UTI, anche se non siete geografi, vi accorgete immediatamente della incongruità di tutta una serie di scelte. Tra l'altro, capitolo non chiuso, anche perché ci sono ancora oltre una 50ina di comuni che non hanno aderito alle UTI, ed credo sarà uno degli argomenti, vi anticipo, gli argomenti cardine della prossima campagna elettorale. Sicuramente le UTI, insieme alla riforma sanitaria, saranno al centro dell'attenzione, come si sono già viste le prime avvisaglie. Allora, una crisi istituzionale, una crisi economica, ma forse anche una crisi di identità. E i segnali ci sono, no? Da un lato si dice, tra virgolette, che il friulano come lingua sta bene, ci sono dei segnali anche di innovazione, penso Doro Giat che va a cantare al 1° maggio, un'atmosfera anche così di ripresa, di produzione anche di qualità dal punto di vista letterario, poetico, anche se recentemente purtroppo
abbiamo perso un paio di protagonisti che erano fondamentali, penso a Pierluigi Cappello e penso anche a Pressburger, che comunque hanno fatto fare un salto di qualità ad una visione, però tendenzialmente i segnali ci sono, il numero di bambini nelle scuole che chiedono l'insegnamento del friulano è totale in diminuzione e anche, qui lo diciamo, l'indirizzo di friulano nel corso di formazione primaria che l'anno scorso aveva registrato una trentina di adesioni, ne parlavo ieri con i colleghi di formazione, quest'anno si contano sulle dita di una mano. Cioè, quindi questa grande enfasi che era stata, io credo, vada inserita in un discorso più generale su cui fare una riflessione, in maniera molto laica, senza pregiudizi, forse buttando giù anche da qualche monumento o da qualche altare qualcuno che aveva così teorizzato alcune situazioni, riprendendo un discorso molto più dal basso. E su questo, di nuovo, l'Officina dell'Autonomia si occupa. L'obiettivo finale è quello di produrre idee, ragionamenti e progetti per Friuli. Molto ambiziosi i 3 personaggi di prima, per fortuna io mi sono messo nel carrozzino e ho meno responsabilità, no? Gli altri 2 molto, molto di più. Però qui colgo l'occasione per ringraziare in maniera non formale chi ha lavorato attorno a questa idea, perché è un'idea non facile, cioè è un obiettivo da far tremare i polsi. Un ruolo importante l'ha avuto il direttore generale Massimo Di Silverio, che pur essendo irpino ha capito tutta una serie di questioni e forse, essendo un osservatore esterno, è riuscito a leggere e a dare alcuni indirizzi. Sull'entusiasmo del rettore che produce 52 idee dal mattino alle 8 alle 8 e un quarto lo conosciamo tutti e non c'è. Però veramente, perché produrre idee, ragionamenti e progetti che non siano luoghi comuni, che non siano situazioni rifatte e che hanno una prospettiva di ricostruzione. Quindi un obiettivo molto ambizioso. Io sono molto preoccupato di questo perché nell'arco di 2 anni e mezzo, che si ridurranno a 2, perché abbiamo avuto alcuni, come tutti i cantieri, no? Fanno fatica a partire, non venga il murador, i boi della burocrazia, dopo il vigile che non va bene, metti la strada, eccetera. Però una volta che poi i cantieri partono, essendo forse un popolo di muratori, credo che accelereremo nei risultati. Quindi la costruzione di linee guida da mettere a disposizione dei decisori, ma anche in un dibattito, in un'apertura molto franca di tutta la popolazione. A me ha fatto molto piacere che, ad esempio, nell'ambito della manifestazione a Vostanis dei Colonos, quelli che a Radio Trieste chiamano stasera i Colonos, no? Non si sa perché, ai Colonos è stato, tra le idee innovative di quest'anno di Friuli, è stato anche indicato e segnalato il progetto Friuli dell'università, quindi un legame direi significativo. Vediamo un po' l'articolazione di questo progetto Friuli, che riguarda poi anche non solo i docenti ma tutto il mondo dell'università. Allora, c'è un gruppo generale di indirizzo che è quello che macina, elabora un po' dagli indirizzi generali, no? Fatto dal rettore, dal prorettore, da l'ANCI, ma anche fondamentale il legame col mondo della ricerca, cioè abbiamo detto terza missione è anche trasferimento tecnologico, ma la ricerca vuol dire avere il polso attraverso la delegata di ricerca di quello che è di nuovo, innovativo, interessante ai fini del cantiere l'università quotidianamente produce. Quindi questo è il gruppo generale di indirizzo che può essere più o meno aperto insieme ai coordinatori delle officine, no? Sarebbero i parons
delle officine. Poi c'è un gruppo tecnico più ristretto che è fatto dal sottoscritto, dal direttore generale e a seconda delle situazioni dai responsabili delle singole officine. In teoria noi dovremmo essere i capi cantiere operativi con l'elmetto in testa. È stata fatta una scelta tra il gruppo tecnico e il gruppo generale che il budget che è stato messo a disposizione, poi c'è una slide, l'università, e questo è stato anche molto enfatizzato dalla stampa, ha invertito anche qui la visione, no? E ha messo un significativo budget a disposizione del progetto. In 3 anni 600.000 euro, sono 200.000 euro all'anno, e facendo la scelta di gestire il budget direttamente attraverso il gruppo tecnico di indirizzo. Quindi sono le strutture centrali dell'Ateneo, che qui ringrazio perché romperemo sempre di più, a aiutare il personale della direzione generale, l'AMCE, l'ufficio contratti, eccetera, eccetera, evitando il passaggio per i dipartimenti. Questo non perché non volessimo coinvolgere i dipartimenti, ma perché si sarebbe innescato un processo un po' più complesso, no? Ci sarebbe stato una maniera forse non speditiva di poter utilizzare le risorse. L'aiuto dei dipartimenti resta fondamentale perché i docenti vivono nei dipartimenti, fanno la ricerca nei dipartimenti, lavorano per Cantiere Friuli nei dipartimenti, un minimo di supporto se si tratta di spedire una lettera o di fare qualcosa, però il resto della gestione di Cantiere Friuli si è fatto carico l'amministrazione centrale, andando naturalmente a aggiungere un altro tassello nei loro compiti. Le inviteremo tutti all'ICO finale naturalmente su questo. Poi vero cuore del lavoro sono le officine. Voi vedete che i termini utilizzati hanno un valore simbolico: cantiere, officina, capocantiere, capo-officina. Poi invece di usare il termine operai ci piace usare il termine artigiani. Le officine sono i luoghi che valorizzano l'artigiano, l'artifex, no? Quello che con le proprie mani, con le proprie idee, con la propria progettualità mette a disposizione il suo sapere e realizza poi le sue cose. Quindi le officine, a cui dedicherò un focus, sono organizzate con dei capi officina che sono docenti, nostri docenti, e hanno un gruppo allargato di gestione, un board, no? Perché si deve parlare in inglese, è un gruppo di conduzione che mette insieme quelle che sono le eccellenze, espressione del territorio negli specifici settori. L'indicazione che è stata data e che stiamo perseguendo nella costruzione dei board è che siano eccellenze artigiane, nel senso del sapere pratico, che siano portatori di best practice, di buone pratiche, che abbiano sperimentato dei progetti di innovazione piuttosto di eccellenze utili, però forse al gruppo di conduzione generale, di elaborazione teorica. Un altro elemento caratterizzante nei prossimi mesi è quello che abbiamo chiamato i luoghi di condivisione. Luoghi di condivisione che vuol dire il confronto, i luoghi del confronto. Ecco che l'università con questo vuole superare la critica di essere, che non è poi una caratteristica di quella di Udine, di essere una cittadella inespugnabile, chiusa al confronto, eccetera, eccetera. Qui
viene messo nero su bianco che Cantiere Friuli, ma proprio per tutte le logiche che ho detto prima, deve confrontarsi in luoghi di condivisione che sono sì tavoli di confronto con i portatori di interesse, eccetera, ma anche luoghi fisici simbolici che portino l'università direttamente sui luoghi che hanno significato in questo momento per quelle officine. Se si parla di crisi demografica andremo a parlare di crisi demografica in montagna, se si parla di manifattura andremo a parlare di manifattura dove c'è il cuore della manifattura, se parleremo di autonomia istituzionale non so se è il caso di andare come quelli terremotati direttamente in piazza Oberdan, no? A parlare di autonomia. Ma voglio dire, questo è il significato, che è duplice. Da un lato l'università che esce in luoghi che sono facilmente accessibili da tutta la popolazione, che è poi, diciamo così, l'obiettivo, l'utente ultimo di questo lavoro. Quindi condivisione su tavoli, ma condivisione anche di luoghi. Sulle risorse a disposizione ho già parlato, e quindi entriamo nel cuore delle officine. Allora, sono state individuate 7 officine, una si è smembrata in più officine. Le officine che cosa devono fare? Devono raccogliere idee, elaborarle, confrontarsi attraverso il gruppo esterno di conduzione se gli obiettivi individuati hanno una ragione d'essere, e quindi aggiustare il tiro nei confronti dell'obiettivo generale, che è quello di immaginare delle linee di sviluppo per il territorio, fare delle analisi naturalmente, applicare il metodo e applicare le competenze che è tipico dell'università, quindi applicare il sapere universitario, per poi produrre quelle che è il risultato, l'output finale, che sono le indicazioni che vanno poi portate alla platea più ampia. Allora, abbiamo già detto, ci è sembrato che, e il gruppo ha ragionato su questo, che fosse necessario avere alcune officine non monotematiche, ma alcune officine più trasversali, cioè che andassero a toccare quei temi alcuni dei quali ho anticipato, quei temi che costituiscono la base forte di queste debolezze, di questa crisi, di questa situazione di difficoltà del Friuli. E la prima si chiama proprio demografia e territorio. Demografia e territorio che analizza temi come il tema della fecondità, quindi della natalità, il tema dell'invecchiamento della popolazione, il tema dello spopolamento, il tema delle migrazioni in entrata e in uscita e anche il tema della famiglia. Come abbiamo ragionato su questi temi, no? Alcune cose le ho già anticipate. La situazione demografica della nostra regione e del Friuli in particolare è una situazione di estrema debolezza, no? Si dice una regione non più vitale demograficamente. Quello che ci interessa capire è la situazione di oggi, ma anche quelli che sono i trend su questi temi su quali andiamo a confrontarci. Perché? Perché se io parlo di invecchiamento e disegno che la vita media continuerà a allungarsi, per cui Massimo ci terrà a lavorare fino a 75 anni sicuramente, che le classi terminali sono soprattutto femminili, c'è una forte femminilizzazione. Io non pensavo di farcela nel tempo, non vi ho portato la piramide di età della nostra regione, ma
i maschi friulani vivono 4 anni in meno rispetto alla media nazionale e che è più alta, e vivono meno rispetto ai vicini amici del Veneto, per cui consiglio di andare a abitare oltre confine, no? Però qual è la ricaduta di questo? La ricaduta è molto complessa, perché riguarda tutto il tema del welfare delle persone anziane, il tema del mantenimento degli standard di vita, però altro tema che sarà toccato da un'ulteriore officina di cui avete la volta scorso ascoltato un protagonista, è il tema: come si costruiranno le città a prova di vecchio? Una volta si parlava di costruire le città a prova di bambino, quando c'era il baby boom negli anni 60, anche se poi le città sono state costruite solo a prova di automobile, no? Ecco, quali saranno, ad esempio, il tema dei trasporti pubblici, che sarà funzionale, perché io, il parroco del mio paesello, ha 90 anni e guida la macchina, Don Bruno Bacino, no? Però non tutti guidano la macchina a 90 anni, molti hanno problemi di mobilità interna, però che cosa abbiamo fatto in molti di questi anni? Abbiamo costruito le strutture di servizio esterne alla città, centri commerciali, no? Faccio un esempio. E quindi temi che, al di là dell'invecchiamento in sé, che è legato anche all'officina sulla salute, riguarda proprio il tema di riorganizzazione del territorio. E se io non ho più popolazione giovane, nativa, perché non faccio più figli, eccetera, eccetera, chi andrà a lavorare nel settore manifatturiero o nella nuova struttura o nella struttura imprenditoriale che produce reddito in questa regione? E allora qual è l'atteggiamento, ed ecco il tema della migrazione, qual è l'atteggiamento nei confronti delle classi migratorie, che poi quando arrivano hanno un comportamento demografico molto vitale, no? Le prime generazioni di immigrati fanno 3-4 figli, quelli di seconda e terza generazione si adeguano al modello del paese locale. Quindi un tema, vedete, che è alla base anche di quello che potrebbe essere il futuro dell'università, sia nell'ambito dell'utenza, quindi tutti gli andamenti demografici, ma in generale un'università indirizzata al territorio su quale tematiche deve dare risposta. Ci interessa anche capire, attraverso questa officina, che poi è fatta dai colleghi Fornasin, Guaran e Zacomer come coordinatori, ci interessa che la lettura non sia in chiave solo generale, ma come vedete sia in chiave assolutamente territoriale. Ci interessa capire: esistono delle cellule minime di resistenza territoriale su cui continuare ad articolare il modello territoriale del Friuli? Il Friuli è caratterizzato, rispetto ad altre realtà della nostra nazione, da una presenza di piccoli e piccolissimi paesi, da piccoli e piccolissimi comuni. L'unico comune al di sopra dei 100.000 abitanti è Trieste. Alcuni anni fa, avevano tentato di dare la cittadinanza a tutti i Rom che passavano, perché eravamo vicinissimi a 100.000 e non siamo arrivati a 99.000 e rotti, perché poi, al di là della battuta, voi sapete che scattano tutta una serie di meccanismi, di sovvenzioni dallo Stato, non è irrilevante questo, no? Gorizia, che sta continuando ad avere un trend negativo, Pordenone, che sta cercando di capire dopo Zanussi che cosa vuole essere, e il resto è fatto da alcuni centri un po' più grossetti, Codroipo, che è l'altro centro con Cordenons, con un maggior numero di abitanti, alcuni centri medi, Cividale, Tolmezzo, San Daniele, e una rete di piccoli e piccolissime realtà. Queste hanno senso di esistere, non hanno senso
I matrimoni forzati tra comuni non hanno funzionato, perché Montenar si è andato a votare quando gli ha detto stai insieme a Gemona, e chi di Montenar sa di te, no che io non sto con chi di Glemone, nella maniera più assoluta, no? Perché chi di Glemone facevano pagare nel Medioevo il balzello, dite qui sa, dopo parlare in osteria Glemone se vedi pa il balzello, Atimis e Faedis, vediamo tutte le difficoltà di queste fusioni dei comuni in funzione di un modello di ottimizzazione dei servizi. Dall'altra parte l'impoverimento dei piccoli centri ha pesato in maniera drammatica su quella che è la struttura sociale di quei paesi. I paesi, piccoli paesi di montagna, ma anche di pianura, hanno chiuso il negozio, hanno chiuso l'osteria, hanno chiuso l'asilo, hanno chiuso la scuola elementare, primaria adesso, scusate, eccetera. E che cosa ha portato? Che cosa sono diventati quei paesi? Qual è la capacità di attrazione? E su questo, no, su questa idea, qual è la misura minima o quali sono le caratteristiche perché i centri, perché continuino a vivere, a essere vitali, che servizi devono avere? Ed è tutto in funzione di queste tematiche. Quindi un'officina centrale per dare risposte a quello che è un modello, no? Magari prendendo ad esempio anche alcune cose che la ricostruzione ha messo in evidenza. L'altra officina trasversale, che è curata dai colleghi Tasso e Amaduzzi, riguarda tutto il tema del supporto digitale alle decisioni per il territorio, cioè tutto il tema dei saperi che abbiamo a disposizione attraverso le banche dati, attraverso i monitoraggi, attraverso diciamo così, il patrimonio sul quale possiamo costruire la conoscenza e che possiamo ottimizzare, attivare attraverso delle buone pratiche operative. E qui è un'altra realtà complessa su cui si devono fare dei ragionamenti, anche perché questa regione ha vissuto e sta vivendo ancora un periodo abbastanza di monopolio nel settore, che è dato da una in-house della regione che si è occupata di strumenti informativi territoriali e non solo, e poi si vede che i dati non comunicano tra di loro. Ciò che è la sanità non sa ciò che è il comune, quello che è il comune non sa quello che è l'agenzia di sviluppo industriale, la Camera di Commercio viaggia con i suoi standard, eccetera, eccetera. Quando esempi di buone pratiche nella gestione di complessità territoriali sono all'ordine del giorno. Compito dell'officina che cos'è? È individuare il patrimonio di conoscenze di banche dati, di immaginare strumenti di condivisione dell'informazione, pur rispettando la complessità che questo tema ha, e soprattutto di fornire ai decisori in maniera efficace e rapida quella che è l'accesso ai dati e la conoscenza del territorio. Poi arriviamo a due officine che affrontano lo stesso tema. Una è l'innovazione manifatturiera e l'altra sono i fattori, nuovi fattori di produttività e nuova imprenditorialità. Qui siamo nel cuore, no, di alcune delle tematiche che abbiamo sottolineato prima. Uno è il tema: qual è il futuro di questa regione? Sì, i trend di quelle che sono le realtà post-industriali e post-moderne ce lo stanno dicendo, no? L'Italia ormai ha oltre il 60% di addetti che lavora nel settore del terziario, più o meno avanzato, eccetera. Una parte piccolissima l'agricoltura e una parte sempre meno rilevante a quella che è l'industria manifatturiera. La nostra regione ha avuto una storia importante proprio dal punto di vista manifatturiero.
non serve ricordarlo, credo che tutti voi abbiate il polso di quello che negli anni 60, 70, 80, anche gonfiato in qualche maniera o sostenuto dalle enormi risorse che sono arrivate dalla ricostruzione, ha un cuore pulsante e la ricchezza pulsante è stata e derivata dall'industria manifatturiera. Essendo l'agricoltura solo in questo periodo conoscendo una fase di innovazione e di competizione, di nuova competizione sul mercato. Abbiamo visto però l'agricoltura ha conosciuto quel passaggio drammatico che è stato dopo il terremoto. Perché innovazione? Innovazione non vuol dire solo industria 4.0, non vuol dire solo innovazione tecnologica, ma vuol dire innovazione di prodotto e anche innovazione di processo. Vuol dire anche guardarsi dentro e capire all'interno dei nuovi mercati e delle nuove vocazionalità dove andare a ragionare nuovamente intorno a questo saper fare manifatturiero che la nostra regione ha formato. E ci sono alcuni poli di interesse, no? Se pensiamo, noi lo annettiamo, il goriziano lo consideriamo friulano, ad esempio Fincantieri, tutto il tema legato allo sviluppo navale. Immaginiamo anche una realtà come Pordenone, che pur conoscendo momenti di crisi deve reinventarsi. Da un lato il distretto della sedia, come fa, come può, quello del mobile, i vari distretti industriali che sono nati e che sicuramente possono giocare in termini di qualità, di efficienza, di innovazione di prodotto un ulteriore ruolo. Dobbiamo dire prendiamo la manifattura e la scaraventiamo via e ci occupiamo solo di terziario? A noi interessa capire attraverso questa officina, andando a sentire il cuore pulsante delle esperienze positive in queste regioni che ci sono, quelle che sono le potenzialità attorno a questo settore. Abramo e Gasparetto. L'altro che è parallela, che si affianca a questo, è come si lavora nella nuova produttività e quali sono alcuni settori innovativi dal punto di vista dell'imprenditoria. E qui ci interessa molto riprendere un paio di cose che ho accennato, ad esempio il ruolo dell'agricoltura. L'agricoltura rappresenta nuova imprenditorialità e rappresenta anche modelli di gestione della produttività che sono diversi da quelli che abbiamo conosciuto. Si punta moltissimo sul tema enogastronomia, eccetera, no? Sembra che siamo diventati noi friulani tutti dei grandi epicurei che solo mangiamo, beviamo, assaggiamo. Però è un mercato esplosivo questo, un mercato notevolmente in crescita. Quali sono i modelli vincenti che stanno dietro a cui dobbiamo dare risposte? Dobbiamo superare tutta una serie di schemi anche del passato che hanno condizionato questo mercato. Io quando mi occupavo di malghe, no, andavo dai malghesi e si ragionava attorno a un DOP, a un DOC unico del formaggio di malga. Beh, la malga nella stessa valle diceva, io con quel fedar là, assolutamente mai. Io lo clamiciuc, io ho formati di mon, non podenla d'accordo. E dopo che ci sia un certificatore esterno che valuta, è impossibile perché il formaggio, come lo faccio io, è assolutamente invincibile. E si è continuato a vendere formaggio di malga che in Val d'Aosta viene venduto dai 30 ai 35 euro al chilo a 10 euro al chilo, a 8, immaginando che l'invenduto poi arrivava il formaggiaro che vende il formaggio asino, faceva il camion e poi andava a venderlo. Cioè il superamento di una difficoltà di immaginare la valorizzazione del prodotto, anche se poi Slow Food ha fatto moltissimo in questo, il discorso della rete, eccetera, e legare poi l'enogastronomia o i prodotti dell'agricoltura ad una serie di settori su cui si punta molto. Però anche qui c'è molto da fare. Tema del turismo,
in cui ancora una volta, anche se il nuovo piano turistico sembra che nascerà dal basso, a cui l'Università di Udine ha dato un apporto molto significativo attraverso alcuni protagonisti, non può continuare a puntare ancora solo sul turismo balneare o sull'assente turismo montano di neve. Esiste tutta un'altra realtà e anche qui bisogna legare evidentemente tutta una serie di nuovi fattori produttivi. E l'altro grande focus di questo discorso è il discorso degli eventi. Cioè, forse in questo momento la Regione sta vincendo un certo discorso proprio perché il mondo della cultura ha capito prima di altri mondi che alcune cose potevano funzionare bene. Penso all'esperienza di Pordenone Legge, la fondazione, quest'anno quasi il 50% dei fondi di Pordenone Legge non sono pubblici, penso a Vicino Lontano, penso a Faris Film, penso a Estoria, penso, ahimè io sono di Cividale, a Mittelfest che fatica un po' a decollare, ma penso a tutto questo mondo, no? Che anche qui dovrà fare sistema, dovrà utilizzare dei modelli che possono essere innovativi e possono anche continuare a diventare elemento di condivisione, elemento di simulazione, però in un contesto complessivo in cui non si può fare il premio Amidei gli stessi 3 giorni in cui si fa il Mittelfest e Stazioni Topolò, che è un'esperienza bellissima, gli stessi giorni che si fa Mittelfest e così via. E poi ci sono le altre eventi che comunque vanno capiti e che hanno un successo incredibile. Pensiamo alla Barcolana, che è oltre confine, però andremo a studiarlo, pensiamo a Friuli Doc e altre situazioni. Chiarvesio e Moretti. Poi ho già anticipato, il mitico Brusaferro si occuperà di persone, comunità e servizi sociosanitari in quella visione che ho detto prima. Non interessa tanto mettere a regime o andare a sovrapporsi a quella che è la riforma sanitaria della regione. Qui si tratta di capire qual è il legame tra le comunità, tra le piccole comunità, che nella nostra idea ancora un po' informe, non sbozzata definitivamente di Friuli, abbiamo l'ardire di voler dire restiamo nei paesi, perché un territorio è vitale se c'è le persone che lo abitano, altrimenti viene deserto. E quali sono i servizi che una popolazione più anziana, eccetera, eccetera, deve avere per restare? Quali sono le forme innovative, anche tecnologiche, che possono essere messe a disposizione? Allora il postino multiservizi che porta la medicina, il pane, eccetera, l'informatizzazione, l'alfabetizzazione informatica degli anziani, cioè tutta una serie di discorsi che sono assolutamente importanti per andare a definire questi che sono i nuclei importanti. L'ultima, poi ce n'è ancora un'altra, autonomia e istituzioni. Qui avevo preparato una serie di slide, però vi ho già anticipato prima i temi. Elena D'Orlando è quella che la cura, e in cui ci si occupa di modelli di assetto istituzionale per rappresentare l'identità e promuovere lo sviluppo del Friuli su soprattutto 5 tematiche: la rilevanza giuridica del concetto di identità, le funzioni amministrative e i servizi pubblici locali, tutto il mondo della pubblica amministrazione, il sistema di finanza pubblica, che è un altro tema assolutamente centrale in un modello di sviluppo. Tra l'altro l'Officina della D'Orlando ha già fatto un intervento, 2 tavoli pubblici, per cui è già avanti in questo. La forma di governo, che è strettamente legata alla specialità, e il lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Quindi vedete un tema molto vasto, anche questo oserei dire quasi trasversale. E poi ci sono un'officina che a me e al direttore generale piaceva molto, che però abbiamo fatto molta fatica
a convincere i nostri eroi a dargli vita e non siamo ancora del tutto soddisfatti. Già il titolo ha generato un sacco di polemiche, vuoti da riempire, in molti hanno letto, il Friuli si sta svuotando, terreni a go-go, riempiriamoli di nuove case. No, la nostra idea era esattamente il contrario. Le case, le fabbriche, tutto il patrimonio edilizio vuoto, si parla di doppia ricostruzione, come riusciamo a rigenerarlo? Che funzione può avere? Ma a noi bastava anche riuscire a capire dov'è e quanta dimensione ha. Ma questa misura quantitativa non piace più l'elaborazione. Allora, da questa officina sono nate 3 sottofficine, 3 laboratori, perché è difficile poi mettersi d'accordo, una che finirà molto mirata, già in fase di conclusione, curata dal professor Sorace, che si occupa di mettere a punto delle tecniche a basso costo, efficaci e efficienti per rendere antisismici i capannoni industriali. Uno dei temi per cui i capannoni industriali restano vuoti non è solo che i cinesi non li comprano o li hanno comprati e sono falliti, che i negozi non ci vanno più, è che non sono antisismici e quindi c'è un grosso problema di questo. L'altro tema curato dal professor Sandro Fabbro è una visione più generale. Tutti sapete l'impegno del professor Fabbro sul tema del modello Friuli, sulla letteratura della ricostruzione, sui nuovi visioni del Friuli, convegni recenti, interventi sui giornali evidenziano questo, e lui sta dando un contributo, direi, più teorico generale, anche se la sua ricetta, che sta elaborando e confrontando con il mondo anche imprenditoriale, sindacale, eccetera, è quello di legare lo sviluppo al territorio ad una riconversione edilizia, o meglio, ad un efficientamento edilizio del patrimonio di abitazione industriale, per attivare come conseguenza non tanto la sfittica edilizia, ma tutto il contesto edilizio a cui potrebbe fare riferimento, dai pannelli solari alla coinventazione, eccetera, eccetera. E infine uno molto visionario, perché in un progetto come questo un po' di visione serviva, è fatto un'esperienza di un'officina interdipartimentale, intertrasversale, disciplinare, dove c'è i visionari del Dium, Comant e Mariani, che insieme a Lavarra, Cristina Conti e a Petriccione si occupano di rigenerazione urbana più generale, mentre Comant e l'altro si occupano, e adesso un'altra parola che mi fa morire, che si deve dire sempre, adesso bisogna occuparsi di storytelling, perché chi si occupa di storytelling è di serie B e quindi anche noi ci occupiamo di storytelling. E invece un'esperienza molto concreta del Dipartimento di Agraria da parte di Luca Marchiol sul tema della rigenerazione di Tor Viscosa, quindi tutta la complessità legata a quel tema come modello di una riconversione che tiene conto del valore industriale, del valore territoriale e anche del valore paesaggistico. Queste sono partite un po' tardi e quindi sono ancora lì che ravanano per mettere a punto il progetto. Comunque queste sono le parole chiave: rigenerazione, sostenibilità, sicurezza, valorizzazione, narrazione, naturalmente. Sì, ma non è che prendo in giro questo, no. E poi vedete visioni futuribili, processi strategici, progetti realizzati e tecnologie. Noi ci crediamo molto a questa quinta officina che si è articolata in sublaboratori, perché forse è una chiave di lettura e potrà mettere a disposizione un tessuto connettivo su cui riversare questo. Chiudo con un paio di riflessioni conclusive, prima dell'obiettivo finale. Cioè alcune criticità, è giusto, perché sembra quello che vi ho esposto, no? Tutto bello, invece
Ci sono dei punti di forza che li ho segnalati, ci sono punti di debolezza. Beh, dobbiamo ancora mettere a fuoco molto bene qual è il percorso e la definizione finale di dove vogliamo arrivare. Le idee ci sono, però dobbiamo costruire non la narrazione, ma il contenuto e lo strumento per trasmetterlo. Questa è una mia sensazione, forse perché vengo da un'esperienza universitaria, non ultima quella del piano del paesaggio, in cui la mia vita universitaria è fatta di molta applicazione, di molta confronto con le mani nel territorio. Vedo ancora un po' di difficoltà da parte dei colleghi, e io ho riassunto troppa università e poco territorio. I modelli di approccio che sono fisiologici, che è un merito, no? Però in questo caso Cantiere Friuli, che è una sfida, penso che è l'unica università in Italia che propone un percorso e si dà un obiettivo del genere, abbia bisogno forse di superare alcune resistenze di questo tipo. Bisogna fare ricerca, ma soprattutto bisogna fare in questo caso ricerca-azione. Il prodotto finale deve essere una buona pratica, deve essere un'azione, deve essere una linea guida. Alcuni board vanno rivisti e sistemati, e poi un tema di maggiore comunicazione. Abbiamo fatto però un'esperienza bellissima, siamo andati in ritiro spirituale un pomeriggio intero all'abbazia di Rosazzo e il vecchio abate ci ha illuminato, perché mettere 30 professori a cui è stato tolto in qualche maniera il telefonino, chi lo aveva si vergognava perché tutti gli altri stavano attenti, per 4 ore di fila, senza gli studenti, senza quello, in un luogo lontano, è stato molto utile. E questo sono esperienze, perché le officine devono comunicare tra di loro. Uno dei punti di forza del progetto è proprio la comunicazione interna. E poi ci piacerebbe scegliere insieme agli amici dell'ufficio stampa, ringrazio anche Lucatello che si è occupato poi degli aspetti anche propositivi della comunicazione che non riusciamo a vedere oggi, gli amici di Multiverso, cioè tutto il mondo un po' che ruota anche attorno alla comunicazione, sulla base anche della loro esperienza, di individuare questi luoghi, perché possono essere veramente la chiave di volta, con un'attenzione a superare alcuni confini che io da geografo considero non confini fisici, ma confini un po' mentali. Uno è il pordenonese, ci sentiamo tutti molto di Cadalaghe e poco di Ladalaghe, e anche di qua e di là, non dico dello Iudreo che l'abbiamo superato il 24 maggio, ma dell'Isonzo, in maniera che questo modello Friuli, che ha come focus l'esperienza della ricostruzione, abbia l'idea di quella che abbiamo visto nella prima slide, che è l'Università del Friuli. Beh, questi sono i risultati attesi, ve li ho già raccontati, suggeriti, eccetera, e ci interessa anche che questo poi diventi forse dei percorsi anche di didattica, di formazione per la pubblica amministrazione, per alcuni settori particolari che abbiamo visto, alcune tematiche particolari. Quindi formazione, ulteriori stimoli di ricerca, ma soprattutto che in questo caso non si possa dire che l'Università del Friuli non è più l'università voluta dai friulani, che non ha legami col territorio, eccetera, ma diventa anche, se riusciremo, però non è quello il nostro scopo della prossima campagna elettorale, ma a livello più lungo, che il prodotto che uscirà da questo cantiere diventi un luogo di discussione e anche un luogo di critica su alcune scelte fatte, su alcune idee, ma soprattutto un luogo, questo progetto io credo che possa essere anche valorizzato all'interno della terza missione, all'interno dell'ANVUR e all'interno di un confronto con gli altri atenei. C'è qualche piccola esperienza dello UAV che ha fatto il manifesto per il Veneto, cose del genere, perché credo che aprendo i confini riusciamo anche ad avere una visione complessiva. Beh, il traguardo finale è questo, quello di piantare l'abete e di fare un grande lick-off. Grazie per l'attenzione.